Tragedia a Galzignano Terme, nel Padovano. Un uomo anziano di 86 anni è morto per un incendio scoppiato nella sua abitazione in via Meneghelli. Tra le ipotesi al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco c'è una scintilla che potrebbe essersi sviluppata durante l'accensione di una stufa a legna. I familiari dell'anziano hanno dato l'allarme oggi verso le 8:30 quando hanno visto del fumo uscire dall'abitazione. I pompieri hanno domato le fiamme, ma all'interno è stato trovato il corpo dell'anziano senza vita. L'ipotesi più accreditata è che sia morto per intossicazione da fumo. È una storia di violenze fisiche ed economiche con risvolti raccapriccianti, quella che ha visto una giovane donna in questi giorni uscire dal suo inferno quotidiano grazie ad un provvedimento di allontanamento eseguito dagli agenti del commissariato di Mestre. La donna è stata convinta da un'amica a rivolgersi alla polizia dopo che l'uomo ha tentato di strangolarla mentre era incinta. La vittima, disoccupata e madre di 3 bambini piccoli, avrebbe continuato a subire maltrattamenti dal marito in quanto impossibilitata a provvedere al proprio mantenimento e a quello dei figli. Queste invece sono le immagini dell'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco che si è alzato in queste ore alla ricerca di un motociclista che, secondo una chiamata automatica d'emergenza associata al motociclo di provenienza tedesca, potrebbe aver avuto un incidente nel comune di Fossagno, nella Marca trevigiana. Sul posto anche il soccorso alpino. Le ricerche sono piuttosto complesse a causa del maltempo e della nebbia.